C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovati a Centro Anch'io, al Museo delle Armi Luigi Marzoli potete ammirare un archibugio a ruota della metà del XVIII secolo. Ecco un archibugio con meccanismo di accensione a ruota con montature raffinatamente lavorate a traforo. La canna è firmata dal celebre maestro della Valtrompia Lazzarino Cominazzo. Queste lussuose tipologie di armi da fuoco lunghe, di produzione tipicamente bresciana, erano usate anche a cavallo sia per la caccia sia per la guerra. Ed ecco il proverbio di oggi, che ha a che fare con la religione, ma neanche più di tanto. Menà messa senza faedere il pret. Che significa? Menà messa senza faedere il prete, riuscirebbe a rileggerlo? E proviamo. Menà messa senza far eder il pret. Brava, sì, bene. C'è qualche parola che ha capito, signora Giulia? Messa è messa, senza fare, Sì? prete. Sì. Oh, tre, bravissima. Ci sono dei bresciani che magari non avrebbero capito neppure questo. No, non è vero. Non è vero. Grazie, auguri per tutto. Grazie anche a voi. Auguri a Bresciani. Con Andrea, bresciano doc da 30 anni, perché non avrai più di 30 anni tu. No, dici di più, ma Siamo sempre gentili. Menà messa senza faedere il prete. Sai che significa? andare a messa senza farsi vedere dal prete. Che si fa se sta nascosti nel confessionale? Diciamo, no, menà, sì, andare a messa senza farsi vedere dal prete. Grazie, benissimo. Un po' sì, un po' no. Ok, allora, un po' no. Allora. Sandro, ma che cosa ti piace della box? Questa è una domanda mega galattica. Sei boxer, sei stato pugile? Mai esercitato, solo appassionato. Che mio padre la prima volta ti porto a far vedere un bel spettacolo. E io pensavo andare sulle giostre, no? E invece sono passato sulle giostre, davanti alle giostre. Mi ha portato a vedere Un incontro di pugilato. l'incontro di pugilato. Magari un giorno ti porterà a messa, beh ormai non più perché il papà credo che tu non l'abbia più, però menà a messa senza faedere il prete, che significa? Significa invogliare qualcuno senza far vedere il prete. Perciò devi andare a messa, perché si deve andare a messa nel certo senso per santificare le feste eccetera. Ma senza prete. Ecco, si può anche dire o no. Non so, ci farai sapere. Menà a messa senza faedere il prete, ovvero accompagnare, condurre qualcuno a messa senza fargli vedere il prete. Cioè abbindolare una persona, abbindolare qualcuno senza che lui se ne accorga, essere scaltri e furbi. Grazie per essere stati con noi, vi diamo appuntamento alla prossima ed ora ci sono i nostri ragazzi. Restate qui su Teletutto, ciao! Ciao Gabriele, tu non hai mai visto El Strobiu? Non penso. Tu sai che cos'è? No. No, in cucina magari ce l'avete. El Strobiu. È uno strofinaccio, lo straccio. Ah, non lo sapevo. C'entro anch'io.